ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'ultima puntata di Autodafè per questa settimana. Come quasi sempre, anzi spessissimo, quasi tutti i venerdì, e di questo lo ringrazio, è con noi il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia all'Università Bocconi, editorialista e commentatore di questioni economiche e politiche. Professore, buongiorno, grazie per Buongiorno a essere voi. con noi. Allora, quest'oggi, sulla scorta dei cambiamenti che si vanno innescando dopo la tornata referendaria, che ha, come dire, modificato il quadro politico, è chiaro che adesso c'è un rivolgimento di caselle varie, dimissioni, sostituzioni e bla bla bla. Mi pare però che sia piuttosto interessante riflettere sul da farsi, perché ho sentito analisi del dopovoto, che non c'entrano assolutamente nulla con la materia del referendum, cioè la giustizia, ma che hanno a che fare però con il da farsi dal punto di vista del governo. Tutti gli osservatori, o quasi tutti, specialmente quelli affini al centrodestra, sostengono che è ora di tagliare le tasse, di fare qualcosa di rilevante dal punto di vista della politica economica. Insomma, è la tua materia, professore, no? Tutti i consiglieri o consigliori dicono adesso a Giorgia Meloni che è arrivato il momento, dopo 4 anni, di fare qualcosa per il ceto medio, per lo sviluppo, per l'economia. Noi siamo su due dati, come dire, terra a terra, che ci dicono che il PIL cresce poco e niente, 0, e che abbiamo un debito di 3.100 miliardi di euro di debito solo pubblico. Non so se questi dati siano una buona base di partenza per fare che cosa, e non so se ci sia l'agibilità politica per realizzare famose promesse elettorali che ormai risalgono a 4 anni fa. Uno si potrebbe domandare perché in 4 anni non si è riusciti a fare quello che si dovrebbe fare nell'ultimo anno, che poi diventa in larga parte anche elettorale. Tu come la vedi? Fermo Allora, restando io anche... prego, credo prego, che professore. per fare le cose, Fermo restando che c'è un'altra cosa curiosa, no? Tu ti sei occupato alla Bocconi di economia pubblica, di federalismo sotto il profilo economico, ma anche di aziende, no? E allora noi abbiamo adesso più che mai, te lo ricordi il famoso discorso del partito azienda, Berlusconi? Però Berlusconi scendeva in campo, si candidava, è stato eletto, insomma era chiaro che faceva politica. Adesso mi pare che i suoi eredi facciano politica come e più di lui, ma senza quella trasparenza che era implicita nel fatto che te lo vedevi sulla scena politica. Ha fondato il partito, era candidato, premier, eccetera. Ora Marina e Pier Silvio comandano un partito totalmente privatizzato, un partito totalmente azienda. Quando la presidente Mondadori dice che bisogna cambiare capogruppo al Senato, il capogruppo al Senato se ne va. E tra l'altro è scesa in campo anche Barbara Berlusconi, perché ha detto la sua sui fatti tragici dell'insegnante accoltellata quasi a morte, per fortuna se l'è cavata, a Bergamo, in quel di Bergamo. Anche questo è interessante, il famoso partito azienda lo è sempre di più, però questa è una mia notazione a margine. Due questioni allora ti pongo, professore, quella sui conti pubblici, la politica economica, il da farsi, e questa qui, insomma, se vogliamo, del partito azienda, che è simpatica da osservare. allora, dal punto di vista del partito azienda, direi eh, drammatica la cosa, no? Perché la politica nel senso più nobile Insomma, i padroni richiede di una Forza forma, Italia sono i fratelli Berlusconi, c'è poco da fare. Lì sì, c'hanno in mano, hanno anche i crediti, mettono i soldi, sono i padroni. e quindi diciamo da questo punto di vista il problema diventa grave, anche perché la politica deve avere una sua forma di indipendenza. E questa osservazione è certamente corretta e dimostra una progressiva interferenza dei terzi nei confronti della politica, la quale non si muove nell'ambito delle sue scelte, diciamo, all'interno di un sistema governativo, ma porta dentro dei valori che possono condizionare le scelte del sistema governativo. Di fronte ai problemi che abbiamo, io credo che sia importante riflettere su un fatto, e cioè che noi siamo alla fine di un periodo storico e quindi siamo in una fase in cui l'Occidente mostra un evidente collasso. Collasso perché i valori
che hanno portato l'Occidente a essere l'Occidente sono scomparsi. Quindi stiamo parlando di spinta verso la democrazia, spinta verso la responsabilità, il bene comune, i sistemi di welfare, eccetera, che si stanno lentamente sgretolando. Questo porta di fatto un'osservazione sui cicli storici, quindi i cicli storici finiscono e quando finiscono tendono a rappresentare sempre le stesse debolezze sostanzialmente. Quindi una tra le debolezze che diventa molto forte per far saltare i sistemi politici, sociali ed economici è la inadeguatezza delle persone che compongono i sistemi decisionali. Questo si verifica perché progressivamente, questo si verifica sempre, si verifica sempre quando i governi, chi è al governo pensa di più all'interesse personale o agli amici degli amici e progressivamente per realizzare interessi particolari, guarda caso, di Forza Italia che hai citato prima, per realizzare gli interessi particolari e si circonda di persone di più basso livello, no? E le persone di più basso livello che finiscono dentro il sistema degli alleati di governo o dentro il cerchio, fra virgolette, magico, a loro volta si circondano di persone sempre di più basso livello. E questa situazione diventa inarrestabile finché il sistema collassa, in un modo o in un altro il sistema collassa. Ecco, professore, permettimi di aprire un'ulteriore parentesi su questa questione, no, delle persone e delle nomine, perché in questo momento proprio si sta discutendo di una quantità impressionante di nomine da fare. 18 nuovi consigli di amministrazione vanno riempiti con 118 nomine. Sono le società partecipate dallo Stato che ci fanno dire che tutto sommato siamo ancora in uno Stato piuttosto socialista, perché tante belle favole negli anni 90 sulle privatizzazioni, ma abbiamo ancora una quantità enorme di posti pubblici nell'economia. Quindi devono essere nominate persone in Eni, Enel, Poste, Leonardo, Enav, Terna e tra le altre cose le controllate dirette del Tesoro, AMCO, Consap, Equitalia, Equitalia Giustizia, Poligrafico dello Stato, MEFOP, Pago PA, Sogezid, Sogin, Sport e Salute, Stretto di Messina e Sviluppo Lavoro. Dopodiché abbiamo nomine anche nella galassia Ferrovie, RFI, Trenitalia, FS Logistics e la Consob che è senza presidente nonché il vertice dell'antitrust. 118 poltrone. Chiudo parentesi e lascio a te di continuare se vuoi commentare. Il problema, torniamo al discorso di prima perché poi si intreccia con questo. Allora, quello che ha dimostrato questo risultato, che è un risultato che mette in evidenza un fatto, no? L'inadeguatezza delle persone. Se avesse vinto il sì, le persone che sono state lasciate a casa sarebbero ancora lì. E quindi che cosa hanno dimostrato queste persone? Quelle che hanno dimostrato un basso livello di professionalità, perché tu, prendendo il caso della Bartolozzi, tu che sei capo gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia, non puoi andare a dire con il ruolo che occupi, non puoi andare a dire che i magistrati sono un plotone d'esecuzione. Questo è un errore gravissimo dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista delle comunicazioni, perché perdi quella neutralità che è fondamentale per legittimare la tua posizione. Quindi che cosa è successo in questi anni? Quello che è successo anche negli anni precedenti, e cioè quando qualcuno arriva al governo tende a soddisfare le istanze in termini di posti, di poltroni, di favori a quelli che ritiene più vicini. Ora, in realtà, quelli che sono più vicini non è detto che siano quelli più bravi, ma sono quelli di cui, fra virgolette, pensi di fidarti di più. Allora, il problema è questo, e cioè che esiste un limite
che il sistema può sopportare. Un'azienda non fa dei risultati economici o dei risultati comunque positivi se l'obiettivo di scelta o se il criterio di scelta è quello di nominare solo gli amici degli amici. L'obiettivo è quello di circondarti di persone che siano competenti, che sappiano come fare, per cui quello che ha prevalso da troppi anni è il merito di essere scelto per merito di appartenenza, non per merito di competenza. Sono due cose diverse e questo l'hanno dimostrato questi soggetti qua, cioè questo referendum è stato gestito sia dal punto di vista di proposizione delle norme, sia dal punto di vista di comunicazione, sia dal punto di vista di rapporti, è stato fatto in modo assolutamente inadeguato e non professionale. Ecco, professore, mi inserivo soltanto per una ulteriore parentesi, no? Perdonami l'andare un po' rapsodico di questa mattina, però a proposito di società pubbliche non posso fare a meno, poi torniamo sul discorso politica economica, il da farsi, è una valutazione anche di quello che è stato fatto fino a qui da questo governo. Però, prima cosa, anzi, la prima cosa che mi viene in mente parlando di società pubbliche è la maxi operazione, passata molto in sordina perché ho visto commenti molto soft, analisi che ci sono e non ci sono, non ne frega niente a nessuno, mi pare, però non mi sembra una cosa di secondo piano che Poste Italiane abbia lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio per acquisire l'intero capitale sociale di Telecom Italia, no? Valore dell'operazione, il corrispettivo, è circa di 10,8 miliardi di euro. Praticamente si rinazionalizza Telecom, si crea un gruppo sotto il controllo statale attraverso Poste, perché il risultato sarà che lo Stato italiano ritorna azionista di maggioranza con una partecipazione superiore al 50%. Ora io mi faccio e ti faccio una domanda. Siccome quella roba lì di Telecom ce l'avevano venduta, ritorno lì, nei famosi anni 90, come te lo ricorderai, no? D'Alema e compagnia cantante, ma un po' tutti, la madre di tutte le privatizzazioni. In realtà è stata privatizzata, prima regalata al gruppo Agnelli per 4 soldi, poi se la sono magnata tutti gli altri a debito, perché la famosa scalata, ultima capitolo della saga Telecom di Olivetti, eccetera, fu fatta a debito, cioè scaricando sulla Telecom medesima una quantità impressionante di debiti che non è stata mai più ripagata. Allora io che sono un cretino con scritto in fronte Joe Condor, mi viene da pensare una cosa. Non è che adesso siamo di nuovo noi a pagarli tutti quei debiti lì, perché lo Stato si ricompra una società che è stata gravata di debiti dai privati, che ci hanno fatto solo profitti, profitti privati e debito nostro, e adesso nel silenzio globale di tutti, perché i commentatori, le illustri firme dell'economia italiana, non ne ho vista una, mi saranno sfuggite, no, però infatti, praticamente la ripaghiamo noi, quindi noi ritorniamo così a coprire i buchi fatti dai privati per i loro profitti con i soldi pubblici. Mi sembra una grandissima operazione questa. Allora, il problema del team Telecom, eccetera, è stato un esempio drammatico e Insomma, fammi dire, questa cosa qui la velenoso. poteva fare Draghi, la poteva fare un governo di sinistra, l'ha fatta un governo di destra e il cittadino cosa deve pensare a questo punto? No, ma Dove mi infatti butto? Come diceva Totò, da che parte mi butto adesso? su Team Telecom tutti hanno mangiato in modo talmente evidente da essere inaccettabile. Se pensi che alla fine la Tronchetti Provera controllava la Telecom con una partecipazione a furia di avere le società una dentro l'altra, cioè le cassette dentro l'altra, no? Di fatto controllava a monte con un 3% del capitale di Tim, controllava tutto, perché la cassaforte di Tim ne controllava un'altra, poi un'altra ancora, e qui per esempio è evidente la totale mancanza del controllo istituzionale. Allora io mi domando, ma la Consob dove cavolo era? No? Perché alla fine hai delle responsabilità pesanti da questo punto di vista. Chi avevamo alla Consob come presidente della Consob? Cioè in realtà tutte queste operazioni andavano sanzionate e questo è il problema del paese, che chi controlla non controlla mai un cavolo. Cioè, questa è la verità, insomma, no? Perché se tu sei
devi avere il coraggio. Poi se qualcuno è il problema di prima, se qualcuno ti ha messo lì per farti un favore, tu poi devi restituire il favore non facendo quello che devi fare. E tornando alla nomina che dicevi prima delle partecipate, perché diventa importante questo? Diventa importante perché tu non sei in una fase di crescita, di benessere economico, di sistema che funziona bene, no, sei in un sistema in difficoltà, sei in un sistema dove la produzione industriale non cresce, sei in un sistema dove l'occupazione cresce ma solo per quelli che hanno più di 50 anni, non c'è l'occupazione per i giovani, c'è una situazione di disuguaglianza crescente ed estremamente pericolosa dal punto di vista sociale, c'è una disoccupazione, c'è un livello di povertà crescente, con l'aumento dei prezzi. Io l'altro giorno stavo andando a Rovereto e c'era una fila di camion da una parte e dall'altra che vanno a 100 all'ora per risparmiare, perché alla fine il costo di questa benzina, il costo dell'energia elettrica cadrà sui camion, sul costo dei trasporti, sul costo di quello che trasportano e finirà poi io ho visto, per esempio, se uno ci fa caso e va nei supermercati, vede che quelle offerte che facevano 20 giorni fa al 30% di meno, adesso sono diventate 20% di meno. Quindi abbiamo le uova di Pasqua che sono più piccole e costano di più. Quindi è evidente che ci troviamo in una situazione di difficoltà economica e nel momento in cui tu devi definire i vertici di società pubbliche che hanno un ruolo determinante nell'economia del paese, devi assumerti la responsabilità di guardare la logica del merito di competenza e non del merito di appartenenza. È molto grave, perché se in una situazione, se andasse tutte bene, se non ci fosse nessun problema internazionale, allora dici vabbè, è sbagliato comunque, ma diciamo c'è una tolleranza, no? C'è una tolleranza, il rischio che corro tutto sommato può non essere così grave. Oggi che devi mettere delle persone che devono gestire delle società partecipate, che hanno un ruolo importante nell'economia, in una situazione di difficoltà grave, complessiva, generale del paese, dell'Europa, è evidente che tu devi assumerti la responsabilità di dire devo cercare di mettere le persone che sono più idonee a e non quelle che ma diciamo forse, io la vedo un po' più cinicamente, no? Tu hai ragione in punta di principio, in punta di fatto queste nomine saranno un modo per garantirsi una sopravvivenza in più dentro i gangli del potere in un momento in cui il tuo potere sta calando, perché la botta l'hai presa, no, sei alla fine della legislatura. È vero, il problema qual è? Che il potere sostanzialmente è legittimato dal fatto che poi i sistemi economici e sociali vadano bene, ma se tu metti in un sistema della gente che non è in grado di risolverti i problemi, quando poi si trova al momento opportuno fa degli errori, come ha fatto Nordio, come ha fatto Del Mastro, come ha fatto questa gente qua, insomma, no? E qui è venuto fuori semplicemente la punta dell'iceberg, no? Perché oggettivamente io ogni tanto guardo la televisione, molto poco devo dire, molto poco, e mi è capitato di vedere Crozza, no? Crozza che imita alcuni ministri, esempio Urso, per esempio Tajani, per esempio Crosetto. Allora, e l'imitazione la fa prima facendo vedere loro come si comportano e poi l'imitazione la fa su quello come sono loro. Allora, oggettivamente, se io devo pensare a una situazione di crisi economica, di problemi industriali, pensare a un ministro come Urso che si troverà a gestire qualcosa di molto più grande di lui, non è stato in grado di gestire l'Ilva, quindi nel momento in cui si troverà a gestire qualcosa di più grande di lui, avrai fatto un favore a lui, ma contemporaneamente ti sei fatto una coltellata da solo. E quindi se tu metti delle persone che non ti risolvono i problemi in una situazione in cui i problemi diventano gravi,
e poi dopo il potere te lo mangi da solo, cioè il potere è una scommessa, no? Per cui alla fine il rischio evidente qual è? Che questo sistema perturbato con un presidente americano che cambia idea ogni 7 ore cambia idea. Quello che guardavo stamattina è che la Deutsche Bank ha costruito un algoritmo, no? Per capire il livello di attendibilità di Trump. Allora ci ha messo dentro tutta una serie di varianti e l'algoritmo ti dice tutte le volte, dovrebbe dirti tutte le volte che questo dice qualcosa, quanto quello che dice è una fake news sostanzialmente, no? Quindi hai a che fare con questa situazione. Allora, è chiaro che in un momento di debolezza se tu vai a farti, allora, se tu vai a farti curare, se tu hai il potere, fra virgolette, facciamo un esempio, se tu hai il potere di gestire degli ospedali, no? Se questi ospedali sono privati, tu a fare il medico, a fare il chirurgo, a fare il cardiochirurgo, ci metti l'amico dell'amico o ci metti quello che ti fa fare un buon risultato all'ospedale? Allora, in alcuni casi all'università è successo il caso di Verona, dove l'ex rettore ha voluto a tutti i costi far passare il figlio di 33 anni con 200 pubblicazioni, unico candidato alla cattedra di professore ordinario. Quando hanno scoperto il problema e chi ha avuto il coraggio di denunciarlo è stato azzerato. Ma all'università io ci sono stato per anni e molto spesso nei concorsi passano quelli che non necessariamente dovrebbero passare, no? Quindi la verità è che tu in questa fase delicata devi lasciare l'idea di, come dire, l'idea di favorire chi ti fa dei favori, sfidala, perché alla fine il potere che hai in questo modo rischi di mangiartelo. E questo secondo me è il problema, perché la situazione in cui siamo oggi è una situazione che richiede competenze professionali, dialettiche, di presentazione, di gestione delle risorse. Tu non puoi mettere nei consigli di amministrazione della gente che ti è amica, ma poi quando è lì non contribuisce a risolvere i problemi. Questo secondo me è il cancro che ha colpito da troppo tempo il paese, che non è cominciato solo adesso, ma è cominciato anche prima. Ma che cosa succede? Che il processo di degrado va avanti e quindi non si ferma. Ecco, esulando dal capitolo nomine che tu hai illustrato in maniera molto chiara, e introducendo un'altra questione, io mi domando, torno all'origine della nostra conversazione. Punto primo, un bilancio dal tuo punto di vista, professore, da economista, di quanto ha realizzato finora il governo sotto il profilo della politica economica e fiscale. Ti chiedo un bilancio il più possibile oggettivo, sintetico, no? Fino a questi 4 anni cosa hanno prodotto? Punto primo. Punto secondo, abbiamo davanti un altro problema. Tu hai citato Urso e il suo ministero, Made in Italy, imprese, eccetera, eccetera, è uno tra i più coinvolti, ce ne sono tanti altri ovviamente, perfino quello della giustizia, dall'elargizione dei fondi del PNRR, che sono tutti fondi a debito, che dal 28, cioè dopo le elezioni del 27, noi dovremo restituire mano a mano. Andranno a aumentare il nostro debito pubblico. Che impiego è stato fatto di questi fondi? Quindi, che politica economica e fiscale abbiamo avuto fin qui? Che impiego è stato fatto dei fondi del PNRR? E terza domanda finale, il tutto da concentrare in 5 minuti, professore, è lecito attendersi un'inversione di rotta nella politica economica a favore del ceto medio, una rivoluzione copernicana della politica economica da qui alle elezioni del 2027? Allora, prima domanda. Il governo è partito con una situazione già difficile creata dai governi precedenti. Quindi i 3.000 miliardi di debito non è che si sono formati dalla sera alla mattina e quindi hanno generato un sistema, fra virgolette, oneroso dal punto di vista della gestione e questo ha impedito di realizzare i progetti che erano stati fatti.
quindi sei in una situazione dove la produzione industriale si riduce, no? Un po' per causa tua e un po' per causa esterna, evidentemente, no? Coi dazi di Trump, eccetera. Dal punto di vista fiscale, come ha detto anche il ministro dell'economia e del MEF, Giorgetti. Giorgetti, non ci sono le risorse, cioè tu puoi dire diminuisci le risorse. Ho capito, ma diminuire le risorse vuol dire che io devo andare a trovare dei soldi per coprire le mancate entrate derivanti dal fisco e dove arrivare a trovare questi soldi? Non ce li ho. Quindi il problema vero è che il governo non ha fatto un'azione forte nei confronti del controllo della spesa pubblica. Mi rendo conto che è estremamente difficile, perché gran parte di questa spesa pubblica è spesa corrente. Stiamo parlando del 90% della spesa pubblica. Questa spesa corrente è quella che è servita ad ottenere il consenso politico. Ma il problema qual è? Che avendo tu generato della spesa corrente senza averne avuto ancora la ricchezza, tu hai distribuito ricchezza senza averla avuta e hai generato dei modelli di consumo e di vita nelle persone, nelle famiglie, nei giovani che oggi non sono sostenibili. Quindi il problema qual è? Che tu ti stai mettendo in una situazione di grande difficoltà perché l'incapacità di gestire la fiscalità piuttosto che la produzione industriale, e questo va a danno del ceto medio, quindi crei dei problemi dal punto di vista sociale molto forti, Ecco, perché ma la gente che non riesce a realizzare... Ecco, dato questo quadro, c'è spazio per invertire la rotta, per fare qualcosa di utile ai ceti produttivi, al famoso ceto medio, tutte quelle belle cose che abbiamo sentito dire in tutti questi anni, perché tutti sono d'accordo, no? Bisogna favorire il ceto medio, tagliare le tasse, rilanciare l'economia. C'è spazio per farlo oppure altra variabile? Io ho parlato di PNRR, ma c'è il quadro europeo, ci sono i vincoli europei, c'è la finanza pubblica. Tutti dicono sono stati bravissimi questi qua in 4 anni a tenere la barra dei conti pubblici a posto in linea con l'Europa, eccetera, eccetera. Peccato che si cresce poco e niente, che non è cambiato nulla sotto il profilo fiscale. C'è No, spazio per fare queste manovre o no? Realisticamente, dobbiamo attenderci qualcosa o no? Lo spazio c'è nella misura in cui tu riesci a ridurre una parte della spesa corrente. Devi fare degli investimenti. Allora non avremo più il PNR e questo andrà restituito, questo diventa un problema. Siamo in una situazione di grande difficoltà. La produzione non cresce e quindi il problema è mettere mano alla direi mettere mano in modo lucido e in modo aggressivo alla spesa corrente. Se noi non riduciamo la spesa pubblica a spesa corrente, non avremo spazio per fare le manovre. Quindi ridurre la pressione fiscale non la fai perché non hai i soldi per coprire le minori entrate fiscali. Il sistema di welfare ti salta. Cioè, il problema è che stiamo navigando in una situazione, direi con questa immagine. Noi siamo in una barca, no? Che è in un mare tempestoso, no? E con una barca a vela e noi non controlliamo i venti, non controlliamo il mare, però se non riusciamo a controllare un po' i venti se non riusciamo ad azionare bene le vele, noi rischiamo di mancare acqua. Quindi la gente deve essere consapevole che oggi si richiede un senso di responsabilità forte, perché siamo in una situazione di difficoltà. Allora, dobbiamo salutarci. Io farei una battutaccia, noi speriamo che ce la caviamo e poi per fortuna arrivano Marina, Piersilvio, Barbara, magari anche Luigi, che di cognome fanno Berlusconi, sono imprenditori, sono in gamba, rimetteranno a posto la baracca.
Grazie al professor Fabrizio Pezzani e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, Antonello da Seregno, Graziella che ci hanno mandato messaggi e comunque buona fine di settimana. Grazie professore. Ciao Grazie a Fabrizio. voi tutti e che la speranza spesso ultima dea, dicevano i latini. Arrivederci.